E come sempre l'inno alla gioia ci introduce qui al nostro piccolo spazio dedicato all'Europa. Ben ritrovati a tutti ad Euronauti, ben ritrovati da me, da Giulia Salmaso, in questa piccola rubrica settimanale che vuole essere un momento di viaggio attraverso le istituzioni a 12 stelle. L'Europa, che con i suoi 27 Stati membri costituisce la più vasta area integrata al mondo industrializzato sia da un punto di vista politico che appunto economico. Cominciamo quindi il nostro notiziario europeo di oggi parlando di opportunità per le regioni, perché in occasione del lancio dell'invito a presentare proposte 2011 del programma Energy Intelligent Europe, la Commissione europea ha annunciato il lancio di una nuova assistenza tecnica destinata a progetti locali e regionali in favore delle energie rinnovabili e dell'efficacia energetica. Fondi che coprono le spese di assistenza tecnica potranno essere attribuiti a progetti con un investimento minimo di 6 milioni di euro. Questo consentirà quindi di accrescere le possibilità per comuni e regioni di accedere a futuri prestiti bancari e sovvenzioni europee e favorirà chiaramente anche la realizzazione di investimenti in materia energetica. La Commissione ha anche annunciato l'estensione dello strumento Elena, così si chiama, che è pure un meccanismo di assistenza tecnica per le collettività territoriali a progetti di portata magari più ridotta su temi del social housing e anche ad altre azioni innovative. Fino ad oggi il programma Elena sosteneva solo progetti importanti di almeno 50 milioni di euro, adesso sarà invece davvero aperto a tutti, soprattutto alle piccole comunità locali. Il Parlamento europeo ha approvato invece nei giorni scorsi una risoluzione in cui sostiene la necessità di incoraggiare l'adozione. Abbiamo cambiato argomento, adozione, garantire cioè ai bambini il diritto alla famiglia ed evitare che i minori vivano per lungo tempo in orfanotrofi. La risoluzione propone, per tutelare gli interessi del bambino, di dare priorità all'adozione del paese di origine e in alternativa di trovare una famiglia attraverso l'adozione internazionale. La sistemazione in istituti, continuano i deputati, dovrebbe rappresentare una soluzione temporanea. Il Parlamento chiede quindi alle istituzioni europee di esaminare la possibilità di coordinare a livello europeo tutte le adozioni internazionali al fine di migliorare l'assistenza nei servizi di informazione. La preparazione per l'adozione internazionale, il trattamento della procedura di candidatura e poi i servizi post-adozione. La risoluzione chiede anche grande impegno a tutti i paesi dell'Unione Europea nel contrastare la tratta dei minori e la predisposizione di un sistema di registrazione delle nascite che possa prevenire la tratta dei minori a scopo di adozioni con soluzioni giuridiche adeguate. Sempre in tema di infanzia e famiglia, riportiamo ora al baricentro dall'Europa la nostra regione Veneto, che per una volta ha qualcosa da insegnare a tutti quanti riguardo proprio ai minori, riguardo all'accoglienza. Sentiamo come e perché nel prossimo servizio. Buone prassi per la famiglia, ecco cosa esporta in Europa la Regione Veneto. Per promuovere e sostenere i servizi destinati alla prima infanzia, soprattutto con lo scopo di raggiungere l'obiettivo di copertura del 33% dell'offerta dei servizi, definito dalla Conferenza di Lisbona, l'ente di Palazzo Balbi propone da 2 anni un progetto pilota unico nel suo genere, il marchio Famiglia. È una sorta di bollino di qualità che viene rilasciato ad enti e soggetti privati che attraverso le specifiche attività professionali si impegnano a dare concretezza alle politiche a supporto e a sostegno delle famiglie. Nel corso di 2 anni il marchio Famiglia ha saputo farsi strada nella sensibilità di amministrazioni, locali pubblici e aziende private, fino ad arrivare al cuore dell'Europa, Bruxelles, dove il progetto è stato presentato a più riprese come esempio di buone prassi. Ce ne parla Barbara Trentin dell'assessorato alle politiche sociali della Regione Veneto. All'interno di questo progetto esiste anche l'incentivazione dei nidi in famiglia, le cosiddette Tagesmutter. Sono dei nidi che danno la possibilità alle mamme di gestire, oltre al loro bambino, anche i bambini di altre mamme che non hanno la possibilità di rimanere a casa. Quindi è un modo per promuovere il lavoro e promuovere anche la vita in famiglia.
La sperimentazione a livello territoriale di iniziative di nascita europea ma di attuazione locale non finisce qui. Parlando di integrazione e di competizione, la provincia di Treviso, con l'aiuto economico di Bruxelles, è partito con il progetto Audit, che presto si allargherà a tutto il Veneto. Si tratta di un progetto dedicato ad un tema molto caro all'Europa, che è la conciliazione, affidando un ruolo particolare alle donne. Come ci ricorda Barbara Trentin dell'assessorato alle politiche sociali della Regione Veneto. Alla provincia di Treviso è partito il progetto Audit, c'è stata questa sperimentazione, abbiamo formato 9 auditori che sono andati in alcune aziende trevigiane che hanno valutato i tempi di lavoro, le necessità dei vari dipendenti e hanno messo insieme le necessità dei dipendenti e le necessità dell'azienda, aumentando in questo modo sia la produttività dell'azienda sia la possibilità alle donne e agli uomini di passare più tempo in famiglia. L'integrazione passa attraverso le donne, noi siamo convinti che dobbiamo formare, dare la possibilità alle donne di imparare la lingua italiana, di conoscere la cultura italiana e attraverso questo le donne possono uscire di casa e fare veramente da tramite fra le famiglie di immigrati e la nostra realtà locale. In Italia e in Veneto in particolar modo io sono convinta che gli immigrati vivono bene, io ho mia figlia e mio figlio che frequentano una scuola dove ci sono dei bambini immigrati e loro vivono benissimo questa realtà. Ed eccoci ritornati in studio, rimane tempo solo per un'ultima notizia che riguarda la salute. Il Parlamento europeo ha votato a favore della direttiva dell'Unione Europea sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. La direttiva aiuterà i pazienti che hanno bisogno di cure specializzate, ad esempio quelli che cercano una diagnosi e una cura per una malattia rara. La direttiva porrà in atto una più stretta cooperazione tra gli Stati membri in tema di salute, ad esempio per quanto riguarda anche il riconoscimento reciproco delle prescrizioni. Gli esperti della sanità di tutta Europa quindi potranno scambiarsi buone pratiche e avvantaggiarsi dell'innovazione nel campo della valutazione delle tecnologie per la salute e dell'assistenza sanitaria anche online. Ebbene, questo è tutto anche per questa settimana, non mi rimane che salutarvi e darvi i nostri appuntamenti che sono diversi per i radioascoltatori di Blu Radio Veneto ogni lunedì alle 13:35 e per i telespettatori di Telechiara invece ogni giovedì alle 19:30 più o meno e in replica alle 23:50. Euronauti finisce qui, tornerà sulle rotte dell'Unione Europea sempre la prossima settimana alla stessa ora. Grazie per averci seguito.